appuntamento davvero storico questo, non si ferma, va avanti, cresce ogni anno. È come il Veneto, direi che il Veneto sa solo che crescere, basti guardare quest'anno, noi abbiamo chiuso il 2022 con un più 4,2 di PIL contro una media nazionale che ci dà una crescita del PIL del 3,8. E c'è entusiasmo, c'è economia, mancano dei lavoratori, però diciamo che oggi di certo non respiriamo l'aria del cigno nero del Covid. Senta, mancano anche alloggi per gli studenti al parco. La sacrosanta rivendicazione è uno dei temi, dei grandi temi, siamo stati tutti studenti, chi ha provato come sottoscritto, io ero a Parma, poi sono stato ad Udine, il tema dell'alloggio è un tema cruciale, si trascina peraltro da anni, visto considerato che l'ho vissuto anch'io, mi ricordo che a fine anni 80 a Bologna, Bologna poi Parma, un appartamento, una camera veniva a 600.000 lire, cioè vuol dire quasi uno stipendio di un operaio. Giusto la protesta, se resta nell'alveo diciamo assolutamente del confronto civile, e questa io spero permetta anche di far muovere alcuni immobili a livello nazionale che altrimenti resterebbero lì chiusi. Penso ad esempio a tutti gli immobili statali, alle caserme, tutto quello che si potrà recuperare, ovviamente garantendo l'accesso a questi immobili a coloro che ne hanno diritto per un termine di reddito o di condizioni familiari. Ecco, magari poi c'è anche il rischio che si fermino di più e producano PIL in questa regione gli studenti, ma la regione cosa può fare di più anche attraverso questo? La regione interviene attraverso gli esuli e penso che sia sotto gli occhi di tutti tutto quello che siamo riusciti a fare. La regione interviene attraverso la detassazione totale, visto che considerato che siamo l'unica regione d'Italia dove non si pagano le tasse regionali, che equivalgono a 1.179 milioni di euro all'anno, non presi dalle tasche dei veneti. Molti veneti avranno pure dei figli che fanno gli studenti. La regione è al fianco ovviamente del mondo della scuola, considerate che poi la scuola non è una competenza regionale, ciò non toglie che noi ci riteniamo della partita. Spero che si riesca a trovare veramente una soluzione, perché da una protesta come questa potrebbe nascere una bella cosa, se poi la protesta dovesse generare, allora a quel punto no. Un'ultima cosa, il commissario Salvini ha preso degli impegni precisi anche in questo territorio, perché lo ha detto chiaramente, non illudiamoci che questa pioggia possa bastare. Ecco, cosa si può fare di più, che cosa chiede al governo? Intanto mi lasci dire, in Veneto la pioggia è arrivata gradualmente, abbiamo avuto qualche rogna, qualche magagna, ma insomma sopportabile, e fino ad ora ci è andata bene. Comunque inibizione dei terreni c'è stata, non abbiamo avuto dilavamenti, ruscellamenti. C'è una previsione di 200 mm d'acqua in questo weekend, quindi oggi in questo momento non sta piovendo, pioverà probabilmente stanotte, pomeriggio, domani alla giornata degli Alpini o lunedì. E dopodiché bisogna intervenire cambiando il paradigma, cioè noi dobbiamo prendere atto che siamo la pianura padana, che il colore dominante è il verde, ma dobbiamo ragionare come fossimo nel deserto. L'acqua è una grande risorsa, anche eticamente non può essere sprecata. Volete un esempio? Utilizziamo acqua potabile per lo sciacquone del water. Questo dà una dimensione degli sprechi che facciamo. E dall'altro si pensi anche che l'aridocoltura passa attraverso l'irrigazione a goccia e passa attraverso il non spreco di acqua, ad esempio quel 70-80% di acqua che viene sprecata nelle condotte che portano l'acqua per l'irrigazione dei campi. Ultimo aspetto, la dessalazione, sono stato io prima a parlarne, molti sorridevano 2 o 3 mesi fa, vedo che adesso sono tutti per la desalinazione. Io la ringrazio. Prego.